Ben ritrovati! Come promesso siamo ritornati alla sede del 51esimo Stormo a Istrana. Adesso proseguiamo il nostro viaggio per il centenario dell'aeronautica militare. Andiamo! Abbiamo conosciuto l'aeronautica militare, la sua storia e gli eventi che sono stati organizzati per celebrare questo particolare anniversario. Ma come si svolge nel concreto la vita all'interno di una base aeronautica italiana? Bene, andiamo a scoprirlo. Io ho svolto la mia attività operativa presso il 51esimo Stormo dal 2005 al 2017. È stata una parte della mia carriera qui a Istrana dove sostanzialmente, a parte conoscere questa realtà bellissima, ma dove con il velivolo MX sono stato chiamato ad operare in diversi teatri operativi. Questa cosa, da un giovane ufficiale di poco più che trentenne, mi ha dato la possibilità non solo di poter svolgere il mio compito istituzionale, che era quello, diciamo, svolto con il velivolo MX, ma in realtà mi ha dato anche la possibilità di crescere come persona, perché spesso e volentieri essere in luoghi un po' disagiati, come potrebbe essere il teatro afghano, dove ho svolto 6 missioni, per cui ho trascorso quasi 2 anni della mia vita presso la base di Herat, ovviamente non continuativi ma in diverse missioni, questa cosa mi ha dato la possibilità anche di apprezzare quello che abbiamo qui in Italia, per cui l'esperienza mi è servita per crescere come ufficiale, come pilota e sicuramente come uomo. E questo ovviamente un po' a discapito della famiglia che per ovvi motivi non mi ha visto, quindi non ero presente poi quando i miei figli crescevano. La giornata tipo di un pilota inizia presto la mattina con un briefing meteo, che è di fatto un briefing dove ci vengono date tutte quante le informazioni sia di volo che di status degli aeroporti, del nostro aeroporto, ma anche degli aeroporti limitrofi che potremmo utilizzare per le nostre operazioni di volo. Dopodiché si passa appunto a una visione d'insieme dello status della base, quindi il briefing meteo è di fatto un primo incontro con il comandante di Stormo che ci permette di avere una visione d'insieme dello status della base, quindi della nostra capacità di effettuare la nostra attività addestrativa, quindi com'è il tempo, i velivoli, come siamo messi con i velivoli, come siamo messi con lo spazio aereo e così via. Dopodiché si passa, se c'è attività di volo da fare, si passa al briefing missione, dopodiché alla fase di step, quindi quella fase che intercorre da quando abbiamo finito di fare il briefing missione, quindi ci siamo parlati con tutti gli equipaggi coinvolti e abbiamo appunto coordinato le nostre attività, si passa alla fase di vestizione, di accensione del velivolo, tutte le operazioni di terra, per poi effettuare l'attività di volo che dura all'incirca un paio d'ore, leggermente meno di un paio d'ore di solito, e poi non esiste missione di volo che non finisca con la fase di debriefing, che appunto nel cercare di travasare queste esperienze ogni volta, ogni pilota militare dice sempre che non si riescono a vivere, non basterebbero 100 vite per fare tutti gli errori che fanno gli altri, no? Quindi di fatto per imparare cerchiamo di condividere appunto quanto più possibile quello che abbiamo appreso, proprio per evitare di commettere tra di noi gli stessi errori, per capirci. E quindi di fatto quella è una grossa fase di crescita per noi, e poi c'è la fase successiva che è quella appunto da ufficiale, quindi tutti i piloti del 51esimo Stormo, ma del 132esimo gruppo, come tutta l'aeronautica militare, sono gli ufficiali del gruppo volo, quindi di fatto abbiamo il nostro lavoro di ufficiali, quindi di gestione del personale, gestione dei mezzi, gestione dell'attività di volo, della programmazione e così via. Ci troviamo nella sala equipaggiamento, dove praticamente qui i piloti fanno la vestizione prima di andare in volo. Okay? Per quanto riguarda la vestizione, i piloti hanno una dotazione personale che consta in un pantalone anti-G, okay? Un giubbetto che si chiama flight jacket, infatti quindi un giacchetto per il volo, da volo, ok, e
un casco particolare che, come vedremo, si innesterà su questo dispositivo e da qui avremo la comunicazione sia audio che una sorta di alimentazione ad aria, perché i piloti, per un comfort diciamo così migliore, hanno una camera d'aria qui dentro che si gonfia per evitare appunto che loro abbiano problemi al collo. Okay? Tutto avviene attraverso questo dispositivo che in gergo si chiama PEC. Okay. Ciascuno ha il proprio compito e la vita quotidiana è scandita da precisi programmi. Attività e orari sono pianificati nel dettaglio per garantire un lavoro efficiente. In generale queste macchine, come diciamo le auto, hanno bisogno delle revisioni che nel caso degli aeroplani sono molto più cadenzate e molto più frequenti, quindi ci sono delle scadenze, che le chiamiamo in gergo così orarie, quindi legate alle ore di volo che fa l'aeroplano, e delle scadenze invece calendariali, quindi legate ai giorni, ad esempio un anno e quant'altro. Poi ci sono delle ispezioni maggiori che vengono fatte per questa tipologia di macchina ogni 500 ore, in cui viene fatta una revisione totale dell'aeroplano, quindi vengono vengono sostituiti dai petti oppure vengono fatte delle prove funzionali sugli stessi. Abbiamo avionici che quindi si occuperanno degli apparati avionici, quindi computer detti volgarmente, oppure abbiamo motoristi che si occupano della parte carburante e motori, abbiamo gli elettromeccanici che si occupano della parte elettrica dell'aeroplano, quindi cablaggi, databus e quant'altro, poi abbiamo gli armieri per la parte della configurazione dell'aeroplano e poi abbiamo una figura a sé stante che ha poi i montatori che invece si occupano di tutto ciò che è la parte idraulica e pneumatica dell'aeroplano, e poi abbiamo il capovelivolo che invece si occupa proprio della gestione del lancio dell'aeroplano e della ricezione dell'aeroplano all'atterraggio. Il compito dell'aeronautica non si limita alle situazioni di guerra, ma anche a casi di emergenza per la popolazione civile, come è successo purtroppo recentemente. Quello più recente ovviamente è l'alluvione in Romagna, che ci ha visto coinvolti praticamente dal primo giorno con il velivolo Eurofighter. Questa cosa l'abbiamo di fatto ereditata anche da quello che facevamo in passato e che abbiamo fatto anche fino a quest'anno con il velivolo AMX in praticamente tutte le purtroppo tristemente note calamità naturali che abbiamo visto, quindi da eruzioni di vulcani, terremoti, appunto l'alluvione in Romagna, addirittura andiamo indietro fino alla Terra dei Fuochi. Di fatto quello che noi facciamo con il velivolo è che noi garantiamo quello che noi faremmo anche in operazioni internazionali all'estero, quindi nell'utilizzo dei nostri sensori che ci permettono appunto di avere una visione dall'alto estremamente dettagliata e una visione d'insieme importante per i team di recupero, team ingegneristici di ricostruzione per esempio, o di ricerca del personale ancora disperso, e mettiamo a disposizione della comunità queste nostre capacità, appunto lavorando come se fossimo in operazioni fuori dai confini nazionali, quindi tutto il nostro know-how, il nostro expertise in questo campo cerchiamo di metterlo appunto tutte le volte che possiamo a disposizione della comunità per facilitare appunto le operazioni di soccorso. Tornare è significato mettermi subito in gioco e cercare di dare allo Stormo quello che in fondo lo Stormo aveva dato a me per circa 12 anni, per cui il mio impegno al 51esimo Stormo personale, devo tanto a questo Stormo, e appunto perché mi ha fatto crescere tantissimo, per cui ho fornito e continuo a fornire per il tempo che mi rimane al comando il 100% del mio tempo, il 100% delle mie forze affinché lo Stormo possa crescere. Tutti noi dobbiamo migliorare, nessuno è perfetto, lo Stormo deve migliorare e c'è il mio massimo impegno. Un
lavoro fatto di impegno, dedizione e sacrificio, che però può contare su valori come la collaborazione, la solidarietà, il sostegno reciproco che si viene a creare tra il personale dell'aeronautica e i collaboratori. Si conclude qui il nostro viaggio alla scoperta dell'aeronautica militare. Noi ringraziamo tutto il personale, ringraziamo voi per averci seguito e adesso un viaggio si conclude, un altro ne inizia. A presto!